può dire, il Palermo Futsal Club approda nel campionato di Serie C2. Siamo qui con il capitano, uno degli artefici di questa promozione, Vito La Fiura. Io subito un commento a caldo sulla promozione. Intanto buonasera a tutti. Che dirti, tanta felicità, l'avevamo programmata, l'avevamo preparata e l'abbiamo conquistata. È stato veramente un crescendo di partita in partita con un girone d'andata quasi perfetto, no quasi. Poi qualche difficoltà nel girone di ritorno, però la squadra è tosta, il mister è tosto, la società è tosta. Consentimi di dire che l'abbiamo proprio meritata quest'anno. Quanto è stato importante rifarsi dopo la passata stagione terminata a pochi secondi da questo momento? Dici bene, lo dovevamo soprattutto al nostro presidente, che è una persona di quelle riservate, che non si mette mai sotto la luce, sotto la lente di ingrandimento. Una persona molto poco social, molto poco... Non gli piace essere al centro dell'attenzione, però ci vuole un gran bene, è una persona che ci spinge sempre a dare tanto, non ci fa mancare niente, a cui io personalmente sono molto legato. Quindi l'anno scorso ci è sfumata all'ultimo secondo, quest'anno l'abbiamo strameritata con largo anticipo ed è dedicata soprattutto a lui, che ci mette cuore d'anima. Dopo 3 stagioni in Serie D torni a giocare in una categoria superiore. Come ti senti? E sarai anche emozionato soprattutto perché adesso sul braccio hai proprio quella fascia. L'emozione più grande è questa, la C2 come la C1 l'ho già fatta, però l'emozione più grande è essere capitano, ma non sono il capitano del Palermo Futsal, che è veramente una grande famiglia. Adesso ti chiedo, parlando anche un po' delle partite che sono state già giocate, c'è un momento, forse un gol o una partita in particolare che ti hanno fatto capire che quello potesse veramente essere il momento di andare in C2? Ti dico che la prima e la seconda, ma ti spiego pure perché. Perché quando tu prepari una stagione, pronti via, non sai come rispondere la squadra sul campo, perché come dice sempre il mister, non è che tu prendi i nomi, li metti insieme e così vinci un campionato. Lo prepari, ci studi e poi devi fare i risultati in campo. Già la prima contro il Capace, la prima proprio di campionato, quando abbiamo vinto 5-2 nettamente, avevamo subito Capace e poi subito Atomo, 2 squadre che erano nostre contendenti. Abbiamo fatto subito capire qual era la nostra intenzione, un 5-2 netto a casa del Capace e poi un 3-2 anche se sofferto a casa dell'Atomo. Da lì ho capito che la squadra aveva carattere, aveva forza e che questo poteva essere il nostro anno, e lo è stato. La stagione è ancora lunga, c'è di mezzo una Coppa Provinciale ed eventualmente una Coppa Regionale. Ti chiedo qual è l'obiettivo e dove può arrivare questa squadra? La nostra squadra non si pone limiti, la nostra squadra è lì per centrare tutti gli obiettivi stagionali. La nostra dirigenza ha costruito una squadra con del potenziale che può puntare a tutti gli obiettivi. Noi ci allineeremo sempre per puntare a tutti gli obiettivi, quello che avviene ci prendiamo. Adesso invece ti faccio una domanda un po' spinosa. Il futuro di Vito La Fiura? Il futuro di Vito La Fiura è col Palermo Futsal. Sarà oggi, sarà il prossimo anno e sarà per gli anni a venire, finché ci sarà il presidente Pazzaglia al timone.